Pistoia, città degli organi. Pistoia, città della musica. Fondazione Luigi Tronci. Il posto è questo. Qui c'è una raccolta strepitosa di macchine sonore teatrali. Questa la macchina della pioggia. La macchina della grandine, la macchina del vento. È permesso? Signor Luigi Tronci discende da una famiglia di costruttori di organi e poi di strumenti a percussione. Dal 700, ma dal 1500 in pratica Pistoia è la capitale degli organi e poi degli strumenti a percussione. Perché, signor Luigi, proprio a Pistoia? È questo territorio della Toscana che ha dato la possibilità di uno sviluppo di costruttori che si chiamano costruttori organari, a differenza degli organisti che sono quelli che suonano e progettano. E quindi il grande lavoro delle fonderie in Toscana ha favorito la realizzazione di tutte quelle parti che permettevano di costruire. Vedi che tutto torna, tutto si tiene. Allora, Toscana, Etruschi, miniere di ferro, fonderie, know-how, come si dice, quindi capacità di fondere, e quindi i fabbri, e quindi gli artigiani, l'arte, gli organi. Gli organi che prevedano tutta una serie di parti in legno, hardware in metallo, le canne che sono in stagno, piombo. Fondere le canne degli organi, ma anche le campane. Vai più forte. Ho esagerato. No, ma va bene, va bene. Se vuole me lo do in testa, ho sbagliato, ma non... Però ecco, Questo va bene, è una sorta di lavoro intorno alle campane. E questo? E questo è quello che resta oggi praticamente dall'eredità di tutto quel lavoro di cui si parlava. Oggi i piatti musicali di bronzo dell'Unione Fabbricanti Italiani Piatti Musicali di Pistoia dal 1931 sono i più pregiati e i più famosi del mondo. Ma Luigi Tronci, mago dell'hardware percussionistico, ha anche una raccolta ricchissima di strumenti musicali da tutto il mondo. Questo è il ruscello, di uno strumento dello Sri Lanka. E invece il cinguettio proprio storico-filologico degli uccelli della butterfly. E poi qua ci sono i suoni della natura. Questo è un gamelan balinese. Questo è un bidone caraibico. Insomma, è un vero museo etnomusicale. Non viene niente con me. La tazza tibetana è molto difficile. No, è andata. Insomma. Questi però li posso suonare anch'io. Che bello, che bello. Come si chiama? Pelo. Pelo. Ciao Pelo. Oh, bello lui, Pelo. È un cane da tartufi, perché qua si sta discutendo proprio qua dentro, al Circolo della Musica. E c'è il sindaco, sta prendendo il cappuccino, no? E sta discutendo una quantità limitata di tartufi, una quantità limitata di funghi. Vieni dentro che vediamo un attimo. Consente ai proprietari del terreno la raccolta dei funghi sempre. E cosa si deve fare allora per salvaguardare la fungaia, però nello stesso tempo appunto Sicuramente aprire? non razzolare. Non razzolare. Per il buon senso delle persone. Non sanno che facendo il lavoro lì sciupano il territorio. Come facciamo a regolarizzare? Noi stiamo discutendo in comunità montana su un regolamento già adottato nella comunità dell'Alta e Media Valle del Reno, che ritengo sia un'ottima base di discussione per arrivare
ad un regolamento condiviso nei comuni della montagna pistoiese. Come mi piace, come mi piace. Questa è democrazia applicata, no? Bellissimo, bellissimo. Il piacere della convivenza. Bisogna conciliarli. Bisogna conciliarli. E questa è la parola. È veramente la classica democrazia toscana, no? Che conosciamo, del comune che appunto riesce a gestire il bene pubblico in modo è così? Sì, perfetto. Qui c'è quest'aria, in questo bellissimo paese che si chiama Piteglio. Ma guarda, incredibile, cioè qui a Piteglio, proprio in centro, voltato l'angolo, guarda cosa c'è, una pietra scolpita. Il masso è stato inciso nei vari secoli a più riprese e rappresenta in pratica la storia del paese, ma guardando bene c'è un disennino di questa figura. c'è un segno più antico di tutti. No, a me ricorda Tanit, come dire, la dea fenicia. Tanit, la dea della luna, venerata dai fenici e dai cartaginesi più di 3000 anni fa. Io penso il masso sia nato con la figura antropomorfa e con le coppelle, che sono questi Ecco, che incavi, vanno un eccetera. po' più antiche. Già, le coppelle, queste incisioni a forma di tazza. Come dei piani d'appoggio per delle offerte, potrebbero essere anche semplicemente dei lumini. Poi successivamente È stato modificato fino a... sacralizzato sempre, nel senso che comunque è stato un Ha aggiunto punto tante di... cose. E dove c'è il divino femminile ci sono segni lasciati dai templari. Questi qui sono simboli templari che indicano qualcosa di preciso, sono scritte criptiche che loro adoperano per indicare qualcosa di preciso, che qui non è ancora stato individuato. Vedete queste croci? Qui c'è torrenti da tutte le parti. Fecero la pescaia, tipica loro, proprio della cultura templare, fare una itticultura, proprio perché 3 volte la settimana pesce, 3 volte la settimana carne. Si doveva mangiare a due nello stesso piatto, ma 2 cavalieri dovevano fare avanzare il pasto sufficiente per dare da mangiare a un povero, per cui si dovevano anche contenere. Non doveva mangiare poco perché era gente d'armi, al di là di tutto, non potevano andare lì smunti e maciati. Mangiavano ma si dovevano limitare. E qui qualcosa di strano ci è rimasto per lunghi secoli. Andiamo a vedere quali altre tracce ci sono qui a Piteglio. C'è anche un torrente. Era quello che alimentava la pescaia, cioè il luogo dove venivano allevati i pesci, perché appunto nell'ordine bisognava mangiare 3 volte alla settimana pesce e 3 volte alla settimana carne. L'ordine di chi? Per templari, naturalmente, di che cosa stiamo parlando? Siamo vicini, c'è da arrivare... Guarda, dov'è qui te lo vede? Siamo qua. Siamo arrivati. Ah, è coperta! Sì, si è protetto, adesso te lo spiego anche un l'avete attimo. proprio coperta anche. No, Bello! Ma è un bassorilievo! Sì, allora su questa roccia che è denominata appunto Masso della Pescaia, dove allevavano pesci per i templari che dovevano mangiare in un certo modo, è una roccia dove ci sono incisioni, a mio giudizio, di diverse epoche e bassorilievi. E poi c'è una coppella molto grande anche, mi sembra, quindi Sì. un luogo di sacrifici. La coppella fin dal tempo dei dolmen, dei menhir, quindi insomma andiamo veramente indietro tantissimo, è sempre presente appunto per l'offerta, no? Quindi nella coppella viene versato sangue, quindi rende sempre l'idea di un luogo sacro, di un luogo Sì. dove comunque viene fatto il sacrificio, viene fatta l'offerta. Qua c'è la figura di un soino che in gallico era Mox, anche quella è una divinità, che ha un coltello infilato nel posto dove Quindi ci è dovrebbe proprio essere richiama l'occhio. il sacrificio. Il richiamo al sacrificio. Più importante di tutte, l'abbiamo studiato, è quella figura lì, da sempre chiamata il cavaliere. Questa è una raffigurazione di Mercurio. Mercurio era una divinità, cavalcava caproni e cavalcava bovidi, non veri cavalli.
Qui si vede bene che questa faccia qui non è di un cavallo, di un bovide. E Cos'hai in mano? Per noi è il caduceo, il famoso bastone, due Ma dai, serpenti, ma la lotta ancestrale fra diciamo, il bene ed il male. Un'altra cosa interessante è un bassorilievo, cioè, è sempre da tutti chiamato la croce, e molto probabilmente qui siamo nel Medioevo. Che bella. Sembra quasi una figura umana di templare che ha la spada, no? E che Lo tiene scudo la spada e la così, spada, lo scudo e la eccetera, sì. spada. Quindi una roccia piena di simboli solari, una zona sacrificale, Mercurio e qualcosa di templare. Quindi qui ci hanno inciso per diversi direi, secoli e secoli. Sì. Quindi la cosa importante è ricordarsi anche che, ok, voglio dire, i capitelli romani e tutto il resto, però esiste anche questo tipo di cose. Esistono le sculture rupestri, le pitture rupestri, cioè cose che vengono dal passato e che si sono stratificate, che sono molto 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 importanti e che fra l'altro si incontrano proprio sulle strade, cioè sui sentieri. E allora diventa ancora più bello, esatto, ancora più bello per chi fa trekking, no? Per chi cammina, perché ogni tanto trova nel suo percorso oggetti come questi, cose come queste che sono meravigliose. Eccolo, è nato Don Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Mi contento. Allora. A 95 anni c'è poco da pretendere. 95? Sono del 14. Lei, stando qui vicino alla Madonna del Latte, arriva a 95 anni in questo modo. Ma ha allattato bene. Direi, Quanti anni che è qui in questa chiesa? Ho fatto l'ingresso il 1° novembre del 40. Cosa mi dice di questo culto legato a questa Madonna del Latte? Per Piteglio i tempi sono cambiati, Per Piteglio, quando sono venuto qui, la cappella della Madonna era l'ideale. C'era uno che stava male, venivano, mi scopre la Madonna perché l'aiuti. I matrimoni si facevano tutti in cappella della Madonna. I primi anni la reliquia della Madonna veniva portata in processione sotto il baldacchino, come di Santissimo. Addirittura usciva la reliquia? Sì, sì. E poi alla fine della messa c'era la benedizione con la reliquia. È mai successo qualche cosa? Cioè, è successo un miracolo accreditato in qualche modo? Una qualche guarigione, una qualche cosa? E quello che voglio. Glielo chiedo continuamente. Perché se non lo chiedo, la gente non si muove. Ci fa entrare? Sì, sì. Andiamo a vedere? Andiamo a vedere. Il quadro è del 600, Vedi il bambino Gesù che ha l'ampolla in mano? Certo. È fatto apposta per questa Proprio cappella. per questa cappella, certo. Sì, sì. Quella era la Madonna del latte. Ma la reliquia del latte? Naturalmente bisogna dire questo, il latte non c'è dentro. Beh certo, non è latte. No, ci sono degli affarini tipo foglioline. Foglie bagnate di latte, ma che storia è? Si sa dalla storia, uno che veniva di Terra Santa, I crociati, certo, ha portato questa reliquia e l'ha messa qui in chiesa alla venerazione. A un certo momento ha detto no, io me la porto via. Ha preso la reliquia e l'ha portata via. Sono cominciate a suonare tutte le campane. La gente impaurita è accorsa a vedere che era successo. E quest'uomo impaurito ha preso l'ampolla che aveva in mano e l'ha buttata via. Il latte, dice la tradizione, si è come soffermato su quell'erba che c'era e la gente naturalmente hanno raccolto quello che era lì e l'hanno rimessa dentro un'altra ampolla. E quindi è andato dentro. E quindi è questo. Sa che ho fatto io? Ora glielo dico, è grossa questa. Sono andato in Terra Santa, avevo 50 anni. Sono andato vicino alla grotta dove è nato Gesù. C'è la grotta della Madonna del Latte. Ah, ecco, vedi? Ecco perché.
il latte della Madonna è quello scoglio. Dicono che la Madonna si sia soffermata lì a ballattare il bambino Gesù e qualche goccia sia caduto sullo scoglio che ha cambiato colore. Quello scoglio è bianchiccio. Allora io ho visto che in terra c'era della roba. Sa che ho fatto? Me le sono presa e me le sono portate via. Era in terra e l'ho portata qui. È una reliquia. Altro Ha fatto come i templari, come le persone, la gente che andava in Terra Santa per devozione portava a casa una reliquia. È una reliquia, allora c'è. Ma se questo è il pezzo di scoglio della grotta di Betlemme raccolto da Don Giuseppe, dov'è la reliquia del latte della Madonna? Questa che cos'è? Allora, qui ci troviamo in quella che è stata per decenni la sede della Compagnia della Madonna del Latte, cioè tutto quell'insieme di persone che avevano il compito di tutelare e provvedere alla corretta manutenzione della Cappella del Latte qui adiacente. Vitello ha veramente una storia molto antica. Già a partire dal 1384 questa famosa reliquia del latte si trovava qui. Faccio un po' come Indiana Jones che cerca il vero Sacro Graal, sì. No? Voglio capire l'ampolla, dov'è l'ampolla? La reliquia del latte della Madonna. Ancora oggi forse questa reliquia rappresenta tutta la storia e tutta la devozione di Pitelio e la sua fede. Lo diceva anche Dante, la fede è la sostanza di cose sperate, l'argomento delle non parventi. Non ci si può mica andare a dire niente a questa gente quando parla così. Vede l'ampollina dentro? Vede che l'ampollina dentro? Questi sono i sassolini che ho portato via. Certo. Vede, questo qui è apposta per l'ampollina. Quell'ampollina entra proprio qui dentro. Ecco. Vuoi provare? Ecco. Oddio, però... Ecco. Giusto? È entrato. Perfetta. Vedi, questo è stato fatto apposta, Perfetta. Ma sì, dai. L'abbiamo ritrovato. Abbiamo rifatto, è bellissimo. È quello. Ma come mai questa reliquia femminile per eccellenza è qui a Pitelio? Allora, questo è un segno maschile e femminile nell'architrave molto antico, fra l'altro. Maschile a destra, femminile a sinistra. È una simmetria che ti dà l'importanza evidentemente di un yin e yang che si devono incontrare, no? L'equilibrio, avevano capito tutto. E questo fin dall'antichità. Pistoia è sotto San Jacopo, ma la compatrona è Sant'Agata, che sappiamo bene, le furono tagliati i seni. I tagliati seni, quindi e anche... della protettrice delle puerpere, per questo. Esatto, quindi sempre della maternità, eccetera. Il bisogno del femminile, uno ha tentato, forse per secoli, anche sappiamo bene, insomma, le vicende quali sono state, di castigarlo, ma se quello che butti dalla porta ti ritorna dalla finestra. Esatto, quindi si è mantenuto forte e non c'è più potente che mai. In questo caso il latte che cosa ricorda? Appunto, ricorda la maternità. Il latte è un liquido sapienziale soprattutto, perché le immagini della Madonna apocalittica vestita di luce con la corona di stelle, con i piedi che calpestano una mezzaluna, e la mezzaluna insomma ci riporta alla Iside. Iside, l'antichissima dea egizia, quindi l'immagine della dea madre che si fonde con quella di Maria. A un certo punto queste due immagini si sovrappongono e questo accade a Pistoia. Ma perché proprio qui? Va detto che Pistoia era una zona templare, perché a Pistoia c'era appunto l'ospedale della chiesa di San Giovanni del Tempio, dove c'è una Madonna che allatta, giusto appunto. Da qui si andava a Modena e i templari erano una gendarmeria delle strade che proteggevano i pellegrini. Qui c'erano appunto i cavalieri templari che da sempre hanno coltivato il culto femminile della Madonna e della Maddalena.
Perché i templari scoprono il culto mariano? Perché la regola gliel'aveva scritta il più grande devoto e fervente della Vergine, che era San Bernardo, citato anche da Dante nel Paradiso, appunto, che lo accompagna alla Vergine. E Bernardo era un cavaliere, veniva da una famiglia di cavalieri, per questo conosceva molto bene i usi e costumi anche dei templari. E da questa chiesa di Santa Maria dell'Assunta parte un itinerario del sacro che porta sulla montagna pistoiese, alla ricerca degli antichi simboli. Perché siamo qua allora, Giovanni? Siamo venuti a scoprire il punto d'origine della montagna, storia, proprio certo. del castello di Piteglio, Ecco. e del suo territorio. Il punto d'origine è la pieve cosiddetta vecchia. Questa pieve vecchia è intitolata alla Santissima Annunziata e che già nel 1040 viene menzionata da un censimento che comprende 90 pievi di tutta l'Alta Toscana. Ci troviamo però su un'antichissima via romana, questa qui. Ah, era questa. Questa è un'antichissima via romana, si chiamava Strata, e per essere precisi la strada di Giulio Cesare. Probabilmente le legioni romane passeranno di qui per andare in Gallia. Eccola là. Per cui questa è importante, per cui questa strada è la strada di Giulio Cesare. Ma questa chissà allora cos'era? Probabile che qui ci fosse Probabile che qui ci fosse un tempio, certo. Eccone una pietra ne dimostrazione. Lassù, se vede sotto il terzo, c'è il nodo di Salomone. Ah, è bello. Quello è sicuramente la firma dei costruttori, che non è mai casuale. Bellissima, bellissima. Ha una... Non esclude il fatto che qui prima ci fosse appunto Una sulla cosa. strada di Giulio Cesare un tempio. È chiaro. E magari quello è recuperato da un tempio. Certo, è vero, possibile. Ma sotto il nodo di Salomone c'è dell'altro. Questa pietra, per la tradizione popolare, è considerata la pietra della vecchina che fila. Per cui questa dovrebbe essere la vecchina, questa dovrebbe essere l'arcolaio, questo dovrebbe essere il filo. Ma in realtà, se noi guardiamo bene, questo è un elmo, questa è un'arma Una spada. e questo è un M. M, eccolo qui. 1, M. 2, 3 e 4. Perfetto, è giusto. Quella è una spada. E quella è una spada e templare, diciamo. Ecco. Poi Insomma, stiamo parlando di qua, eh? Dan Brown, quello del codice da Vinci, non ci fa neanche il solletico. Se voleva scoprire i veri misteri dei templari, avrebbe dovuto venire qui, nella montagna pistoiese.